Trofeo oro in euro. La Women's Bike Race Memorial Elisabetta Coli prosegue nella sua bella avventura, un'intera giornata dedicata al ciclismo giovanile a Montignoso, con l'organizzazione della Montignoso Ciclismo Prova Valida anche come Coppa Comune di Montignoso. Le prove in programma in questa intensa giornata di ciclismo femminile saranno tre. La prima, quella riservata alla categoria donne esordienti, poi sarà la volta della prova riservata alla categoria donne allieve ed infine la prova della categoria donne open, vale a dire le categorie donne junior e donne elite insieme. Una prova che vi dicevo valida come trofeo oro in euro, che è anche il main sponsor di questa giornata di ciclismo per quanto riguarda le filiali di Marina di Carrara e Massa. Presente il titolare Fabio Argentin in veste da ciclista, e poi sarà alle premiazioni. Grande appassionato di ciclismo e da sempre vicino alla Montignoso Ciclismo, che può contare in questo grande supporto da parte dell'azienda di cui è titolare, delle filiali di cui è titolare Fabio Argentin. Da ricordare anche la Cervaiolo Imballaggi dei fratelli Germelli, con Stefano e Piero Germelli nelle vesti di Radio Corsa. Un ringraziamento anche a Panificio Montignoso, con il titolare Giuseppe presente nel pomeriggio nella gara relativa alle donne open e fornitore ufficiale del pane per quanto riguarda il pasta party. Ricordiamo anche Stone Italy, Vittoria Assicurazioni e tanti altri partner che sono a fianco della Montignoso Ciclismo in questa organizzazione. La prova riservata alla categoria donne esordienti primo e secondo anno sta lasciando la zona dello stadio di Montignoso, dove sono avvenute le operazioni preliminari di partenza. Stanno quindi lasciando questa fase per portarsi al chilometro zero, che sarà posto sotto il traguardo, dove inizierà la prima fase di gara. Andremo poi a ricordare i vari percorsi per quanto riguarda questa manifestazione. La prova relativa alle gare donne esordienti è praticamente un circuito interamente pianeggiante di 13 km da ripetersi per 2 volte. In totale saranno 26 i chilometri in programma. Le atlete stanno raggiungendo la zona della partenza, dove piede a terra sarà dato il via ufficiale. Tutto è pronto per la partenza in questa fase, con le atlete che si sono schierate, e sono Giuseppe Coli, il papà di Elisabetta Coli, e Gianni Lorenzetti, assessore ai lavori pubblici del comune di Montignoso, a dare ufficialmente il via a questa manifestazione, che quindi prende il via, ma prende il via anche l'intera giornata del ciclismo femminile qui a Montignoso. Una grande organizzazione firmata Montignoso Ciclismo, che anche quest'anno ha riproposto lo schema dell'intera giornata relativa al ciclismo femminile. Un ringraziamento va particolarmente rivolto alla Polizia Municipale di Montignoso, con il quale durante questa giornata è stato gestito al meglio un incidente stradale sul percorso di gara. Il tutto si è risolto in tempi brevi, spostando praticamente la manifestazione di pochi minuti. Davvero un grande impegno da parte della Polizia Municipale, delle organizzazioni della direzione di corsa. Direzione di corsa che per l'intera giornata a turni, si può dire a fasi alterne, ovviamente a differenza nelle varie manifestazioni, nelle varie gare, è stata rivestita da Bernardo Simoncini, Marco Casini ed Alessio Baudone. Questo è il terzetto che a turno, diciamo, nelle varie gare ha rivestito il ruolo di direttore e vice direttore di corsa. Le atlete intanto stanno affrontando le prime pedalate. Vediamo proprio Germelli, che cura il servizio di radioinformazione in corsa, ovviamente anche sponsor dell'organizzazione con la Cervaiolo Imballaggi, nonché parte attiva nell'organizzazione di questa manifestazione. Prime fasi di gara con una partenza velocissima, chilometro 7 in questa fase, con una prima atleta che prova ad allungare. Si tratta del dorsale 50 Elena Luppichelli, per lei una vittoria in stagione, prova subito a fare il ritmo in testa alla corsa. Vantaggio minimo per la ragazza del Velo Club Fidenza Tre Colli, che comunque tenta subito di tenere alto il ritmo in questa fase di gara. Si volta a controllare la situazione, si volta a controllare la posizione delle
avversarie che però stanno rientrando. Ecco Bernardo Simoncini sulla macchina della direzione di corsa, gruppo che torna compatto in questa fase. Siamo al 12° chilometro di gara, ci stiamo quindi avviando al termine dei 2 giri in programma. Vi ricordo 13 chilometri a tornata per quanto riguarda questa prova riservata alla categoria donne esordienti. Saranno 2 le tornate in programma. In testa vedete con il dorsale numero 6 Lara Scarzelli, per lei già una vittoria in questa stagione, la vedete con la maglia della ciclistica San Miniato Santa Croce. Siamo ormai in vista del passaggio che segnala l'inizio dell'ultimo giro, quindi suonerà la campana per le atlete che vedete adesso inquadrate, che stanno per iniziare l'ultima tornata di corsa. Quindi siamo esattamente a 13 km dalla conclusione della prova riservata alla categoria donne esordienti per questo trofeo oro in Euro Women's Bike Race Coppa Comune di Montignoso. Si conclude il primo giro, vedete in testa con il dorsale numero 18 a fare l'andatura Eleonora Veroni della Cycling Team San Vincenzo. Il gruppo è allungato con in seconda posizione Giorgia Catarzi dell'Aquila Ganzaroli. Lasciamo il plotone in fase di gruppo compatto e lo ritroviamo ancora compatto al 17° chilometro di gara, quindi mancano a questo punto meno di 10 km al termine. Niente cambiato sulla testa della corsa, prova riservata questa alla categoria donne esordienti. Allora vi ricordo meglio il percorso, che prevede ovviamente la partenza e quindi un circuito che si compone praticamente di 4 lunghi rettilinei. Si svolge anche sul lungomare che porta poi gli atleti attraverso Cinquale al traguardo. 3 km all'arrivo. Siamo intanto a 3 km dalla conclusione. Il gruppo ha già svoltato in direzione del traguardo, ha già lasciato il lungomare di Cinquale. Tra non molto costeggeranno l'aeroporto per poi portarsi in questo finale che prevede, cosa da tenere d'occhio specialmente nelle categorie minori, un cavalcavia praticamente a 1500 metri dalla conclusione, che potrebbe lanciare eventualmente un allungo da parte delle atlete che vogliono evitare una soluzione allo sprint. Partenza d'arrivo che si sono svolti praticamente in prossimità dello stadio del Freo, dove si sono svolte anche le operazioni preliminari prima del via. Gruppo delle atlete che continua a viaggiare compatto, e lo ritroviamo ancora una volta compatto in questa fase. Siamo proprio sul tratto in leggera salita di cui vi parlavo in precedenza, 1 km e 500 metri alla conclusione. Transitiamo sopra l'autostrada. Questo è il tratto che eventualmente poteva lanciare un atleta al comando, ma non cambia niente. Il gruppo continua a viaggiare in condizione di gruppo compatto. In testa Alessia Scarzelli che sta facendo l'andatura, niente cambia quindi, e ci attendiamo a questo punto una volata per decidere il successo in questa prova. Siamo all'ultimo chilometro, noi con la nostra moto tra non molto andremo a rimontare e a portarci sul traguardo. Eccoci qua con il pubblico in attesa dell'epilogo della prima gara di giornata. Sta per essere lanciata una lunghissima volata, un lungo rettilineo che vede il gruppo compatto lottare per il successo. In testa la maglia dell'Aquila Ganzaroli di Giorgia Catarzi, ma attenzione alla rimonta delle avversarie, perché la maglia della Real Tuc Factory Team che prova ad uscire da Sofia Collinelli, che proprio sul traguardo riesce a battere Giorgia Catarzi, che quindi si classifica in seconda posizione. Terza è Asia Piccinini del Veloclub Fidenza Trecolli. Quarta Sara Maggi del team NPM Chianciano. Quinta Sofia Olivetti della Real 2 Factory Team. Seguono Corino, Brufani, Bentivegli, Baldini e Bevilacqua. La vittoria quindi di Sofia Collinelli davanti a Giorgia Catarzi e Asia Piccinini. Quarta vittoria stagionale per Sofia Collinelli, veramente un grandissimo inizio di stagione. Sì, è già la quarta vittoria per me e sono veramente felicissima perché l'abbiamo combattuta fino alla riga, e c'è stata anche una caduta, però per fortuna non era dalla mia parte, e diciamo che niente, sono arrivata insieme alla seconda. Quando è iniziato lo sprint?
allora subito da dopo il ponte hanno iniziato le squadre ad organizzarsi e a partire pian piano. La volata è partita molto lunga e infatti ce la siamo giocati fino all'ultima. Abbiamo visto che anche la tua compagna di squadra di Pilato nel finale ha fatto un buon lavoro, preparavano la volata per te? Sì, allora all'inizio non preparava la volata per me perché comunque ci siamo comunque organizzati, eravamo tutti in fila, devo veramente ringraziare la mia squadra perché è una cosa fondamentale e lei sì, si è messa davanti perché aveva detto che ci aiutava nella volata, si è messa davanti, dietro c'è la mia compagna, io ero terza. All'inizio sono un po' saltata da una ruota all'altra perché da dietro venivano su e poi subito sono partita e mi sono ritrovata insieme alle prime tre e sulla riga sono riuscita a vincere. A chi la dedichi il successo oltre alle tue compagne di squadra? Allora, sicuramente la dedico alla mia famiglia, a mio nonno, a mio zio, ai miei compagni di squadra, ai miei allenatori e sono veramente felicissima. When everybody's still at my dawn of a new day, dawn of a new day.